Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me peccatore». Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Parola del Signore. Allora, dobbiamo comunque continuare a pregare per avere l'unzione del servizio. E l'unzione del servizio non possiamo averlo in soltanto un giorno sì, un giorno no, o in una tandem. Il servizio per il Signore è a tempo pieno. Se siamo servitori di Cristo, noi dobbiamo servirlo a tempo pieno. Non ci devono essere né vacanze, né buchi, né giorni alterni. Vi ho detto che dobbiamo camminare a braccetto con la costanza, con la signora costanza e con la signora perseveranza. Ve l'ho scritto in questi giorni. Quindi noi dobbiamo essere attivi ogni giorno, non ci possiamo permettere di essere distratti, occupati per le nostre cose, per le nostre faccende, perché il Signore non si compiace poi di noi. Va a finire che noi portiamo legname per noi stessi e non per la casa di preghiera, non per la casa dove qualsiasi casa, qualsiasi chiesa. Diventiamo egoisti e il Signore non si compiace di noi. Però poi quando al momento del bisogno andiamo da Lui, vogliamo immediatamente le grazie e i miracoli. Però per stare alla sua presenza o per dedicare il tempo giusto o per servirlo, servendo il nostro prossimo, noi non abbiamo mai tempo, perché abbiamo la giornata troppo occupata, troppo impegnata con i nostri problemi. Non è così. Il servitore di Dio non è così. Il servitore di Dio non può fare così, non può lavorare così. Il vero servitore di Dio è colui che mette al primo posto le cose di Dio. Tutto il resto viene dopo. Gesù ci ha detto: cercate il regno dei cieli, le altre cose vi saranno date in sovrappiù. Cercate per prima cosa il regno dei cieli, significa cercare il suo volto, cercare le sue cose, cercare cosa il Signore vuole che noi facciamo in un giorno, in un altro giorno e via discorrendo. Purtroppo abbiamo la tracotanza, molte volte, noi cristiani in generale, di essere giusti, di sentirci a posto, perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ma non è così. Qua il pubblicano davanti nel tempio del Signore, il fariseo, che cosa dice davanti al tempio del Signore?
In piedi, al versetto 11, pregava così dentro di sé: "Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano". Cosa faceva in questo momento il fariseo? Stava giudicando. Quindi quando noi ci sentiamo a posto con il Signore sol perché paghiamo la decima, facciamo digiuni, preghiamo 3 volte al giorno, andiamo frequentemente al culto e ci sentiamo a posto. Possibilmente noi non ne riflettiamo, non ci fermiamo per riflettere e non diciamo a noi stessi: "Ma in che cosa devo migliorare? Ma cosa il Signore oggi vuole in più da me? Ma cosa io devo ancora fare per piacere al Signore? Ma cosa devo eliminare dalla mia vita per piacere al Signore?" Noi invece no. Che facciamo? Io sto parlando in generale, non sto parlando per nessuno in particolare. Cosa facciamo invece noi? Ci mettiamo davanti al Signore e gli diciamo: "Signore, ma io ti pago la decima. Ma Signore, io prego 3 volte al giorno. Io dalla chiesa non mi allontano. Dalla comunione fraterna non mi allontano. Grazie Signore. Grazie perché veramente io non sono come quelli che non ti cercano affatto. Quello che presume di essere tuo e poi non lo è. Io Signore faccio di tutto per fare tutto quello che tu vuoi". Ma il Signore cosa richiede ad ognuno di noi? Forse vuole sacrifici? Ieri sera il Signore ci ha parlato, no, e ci ha detto: "Io non voglio sacrifici, ma misericordia". Giusto? Ve lo ricordate, no? Quindi io non posso puntare il dito sugli altri e compiacermi davanti al Signore e bearmi davanti al Signore e sentirmi a posto con il Signore sol perché faccio determinate cose. Quelle cose sono necessarie per crescere, per fortificarci, per conoscere Gesù, per stare alla sua presenza, per compiacere Dio, per fare ciò che Dio richiede da noi. Ma è necessario riflettere su noi stessi e non sentirci arrivati e non sentirci a posto e non sentirci di dover per forza puntare il dito e disprezzare possibilmente gli altri che non sono laddove devono essere. Io non sono nessuno, tu non sei nessuno. Noi siamo qui perché è una grazia di Dio. Dio ci permette di stare alla sua presenza, ci permette di servirlo. Io l'unica cosa che devo fare è migliorarmi nel servizio, fare di più ogni giorno, non accontentarmi di avere fatto tutto e sentirmi a posto, ma fare di più. Dobbiamo onorare il servizio che ci ha dato e lo dobbiamo onorare con i fatti. Altrimenti io sarò un nuovo fariseo. Se io mi sento a posto con me stessa e con Dio, io sono un fariseo. Finché c'è vita, io dovrò imparare. E finché io ho vita, io devo servire. E non mi posso accontentare di avere fatto tutto e buono. Io mi devo mettere in una condizione di umiltà davanti a Dio. Mi devo mettere nella condizione di sentirmi nessuno, di essere nessuno, ma di essere qualcuno in Cristo Gesù. Io non posso assolutamente dare a me stessa la possibilità di inorgoglirmi, di insuperbirmi.
Non posso io bearmi di appartenere a un sistema, a un qualche cosa che è forte, che è potente e poi risultare una nullità, perché poi all'atto pratico, se io non sono come dico di essere, all'atto pratico mi perdo. Se io non sono ciò che dico di essere, Dio mi smaschererà. All'improvviso, allo schioccare delle dita, il Signore mi smaschererà. Farà vedere a me stessa e farà vedere agli altri chi sono io. Tante volte abbiamo detto le opere senza la fede sono morte e la fede senza le opere è morta. Io devo dire e fare. Non posso ubriacarmi di parole, di chiacchiere. Io sono al servizio del Signore, notte e giorno. Non posso esserlo, sentirmi nei momenti sì e nei momenti no. Non posso essere un ipocrita davanti al Signore. Il Signore conosce il mio cuore. Il Signore conosce e sa ciò che si nasconde nel mio cuore, o ciò che è palese nel mio cuore, o come sono io veramente. Non posso prendere in giro il Signore. Io devo dire, devo fare per piacere a Dio. Ma non per abitudine, ma non perché io facendo determinate azioni io ho l'obbligo di sentirmi a posto. No, nessuno è a posto. Io sto facendo il mio dovere. Tu stai facendo il tuo dovere di figlio. E non puoi sentirti migliore di un altro. E io non mi posso sentire arrivata. Io davanti a Dio devo essere leale. Io davanti a Dio devo essere come il peccatore, il pubblicano, il peccatore, colui che si sentiva peccatore. Io davanti a Dio mi devo sentire sempre un peccatore. Perché comunque vadano le cose, io finché sono sulla terra sarò sempre tentata a peccare. Perché è la natura umana. Dio ci fortifica. Dio ci potenzia. Dio ci porta avanti, Dio ci fa superare le tentazioni e le difficoltà. Solo Lui, a Lui va la gloria. Io mi devo abbassare davanti a Dio. Se voglio essere veramente portata avanti dal Signore, io mi devo abbassare davanti a Dio. Abbassarmi non significa essere ipocrita. Oh Signore, io veramente non sono degno, Signore, del tuo amore, non sono degno. È sbagliato questo atteggiamento. Io lo devo riconoscere dentro di me col cuore. Perché molte volte siamo bravi anche a parlare, a far capire agli altri, ma poi di fatto non siamo niente. Il Signore vuole da noi sincerità. Il Signore vuole che noi allarghiamo il nostro cuore davanti a Lui. Il Signore vuole che noi ci sottomettiamo a Lui, riconosciamo che Lui è grande e che noi siamo piccoli. Io sono piccola davanti a Dio. Se vado avanti, grazia di Dio. Nessuno è degno in questo mondo. Nessuno è perfetto, nessuno è giusto, nessuno è santo. Ma solo in Gesù possiamo essere santi. Solo in Gesù possiamo essere perfetti. Solo in Gesù possiamo portare a termine ciò che il Signore ci ha affidato. E solo in Gesù possiamo superare le difficoltà e le tentazioni della vita di ogni giorno. Io mi devo abbassare davanti a Dio. Tu ti devi abbassare davanti a Dio. Ricordiamoci, nel mondo c'è un'altra misura
Il mondo è diverso. Il mondo porta avanti chi è prosperoso nelle finanze, porta avanti i vari dotti, i vari titolati. Va bene per il mondo, se sono bravi perché no? Se sono capaci perché no? Ma non è così, perché molte volte vanno avanti persone che non sono capaci. È solo che c'è una cerchia, è solo che c'è un investimento su quella persona o un opportunismo. Ma con Gesù non è così. Noi non siamo uomini del mondo, noi siamo uomini di Dio. E l'uomo di Dio deve rispecchiarsi nella parola di Dio. L'uomo del mondo si rispecchia nel mondo. È giusto o sbagliato che sia, ha un suo comportamento. È adattato alla mentalità del mondo. Ma il Signore ci dice, a noi ci dice di uscire fuori dalla mentalità di questo secolo, ma di permettere che lo Spirito Santo rinnovi le nostre menti. L'abbiamo letto tante volte, amen. Quindi quando noi siamo alla presenza del Signore, quando noi decidiamo di essere servi del Signore, noi dobbiamo scrollarci di dosso quella mentalità retrograda che non ci permette di avere una vera comunione con un Signore, una vera identità in Cristo Gesù. Noi siamo figli di Dio e il figlio di Dio è sottomesso a Dio e il figlio di Dio è umile alla sua presenza. E il figlio di Dio riconosce che Dio è il grande Dio e che lui è un figlio, un bambino che ha bisogno della guida del padre. Per quanto noi possiamo arrivare, pervenire, avere doni, carismi particolari, per quanto il Signore ci possa potenziare e per quanto il Signore ci possa usare per la sua gloria, per la sua potenza e per il beneficio del prossimo, noi siamo piccoli. Perché la vera guida è Lui, la vera potenza è Lui, il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Quindi noi non possiamo bearci in noi stessi. Io non posso dire io faccio, io dico, io sono arrivata qua, io sono arrivata là. Assolutamente. Se tu sei arrivata a un certo punto perché il Signore te lo ha permesso. Se io sono quel che sono è per grazia di Dio. Paolo così diceva. Io sono quel che sono per grazia di Dio. Amen. Io devo sottomettermi al Signore, io devo umiliarmi, io devo riconoscere che Lui è il potente, Lui è il Salvatore, Lui libera, Lui guarisce, Lui compie cose straordinarie. Io non posso bearmi in me stessa o in un uomo. Io non posso sentirmi chissà che cosa se solo perché appartengo possibilmente a una chiesa molto famosa o dove c'è un pastore molto famoso. Non è quello. Non è quello il servizio al Signore. Il vero servizio al Signore è quando tu hai Gesù nel tuo cuore. Quando tu permetti che Gesù regna nel tuo cuore. Quando tu permetti che Gesù va avanti, tu vai indietro. Quando tu permetti che lasci fare al Signore. Lasci fare a Lui. Quando gli altri vedono in te Gesù e non vedono te. Quando tu scompari giorno dopo giorno in Gesù. Quando non hai più la tracotanza di essere chissà che cosa in questo mondo. Allora sì, in quel momento il Signore ti innalzerà. Perché vedrà in te il figlio. Non vedrà un rivale. Non vedrà un anticristo, non vedrà un presuntuoso, non vedrà uno che è sazio di giorni, ricco di ogni cosa e che si sente un re. Tu ti puoi sentire un re a casa tua, ma nel corpo di Cristo siamo tutti uguali.
E tutti siamo stati abilitati per servire il Signore, servendo il nostro prossimo. Il Signore ci dice che chi si umilia sarà innalzato, ma chi si abbassa, chi si innalza sarà abbassato. E io voglio essere ogni giorno come il pubblicano. Io ogni giorno devo chiedere perdono al Signore e ogni giorno devo sentirmi un peccatore. Ma ogni giorno devo sperare, credere nel Dio potente, nel Dio meraviglioso che mi ama, di un amore folle, di un amore grande che mi dà la possibilità di guarire, di liberarmi, di superare le difficoltà, di superare i peccati. Io devo avere fiducia nel Signore, io non mi devo sentire sì umile. Io devo comportarmi da umile davanti a Dio, ma nello stesso tempo in me ci deve essere la forza della fede che mi permette di credere che dopo che io confesso il mio peccato sarò perdonato. E dopo che io vado al Signore e gli chiedo perdono e pietà, devo credere che il Signore mi porterà avanti, perché mi avrà giustificato con la fede che ha messo nel mio cuore. Io devo credere che il Signore mi giustifica per fede, non per opere, ma per la sua grazia. Io vengo giustificato per fede. Io non posso andare alla sua presenza e credere di aver fatto chissà che cosa. Sono 28 anni che cammino, ma io mi sento sempre una piccola bambina che ha bisogno di essere guidata. Sono maturata negli anni, gloria a Dio. Ho superato con la grazia di Dio tante difficoltà, gloria a Dio. Ma ho bisogno fino alla fine della guida e della luce del Signore. Io non sono arrivata. Io non sarò mai arrivata fin quando starò sulla terra, perché fin quando starò sulla terra ogni giorno avrò da che imparare. Io devo imparare, devo andare avanti, devo imparare, devo apprendere ancora, devo conoscere ancora, finché ho vita. Quando la mia vita finirà, finirò di conoscere e di crescere. Quindi noi dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento, perché a volte noi ci sentiamo così sicuri che il Signore ci ama che non ci fermiamo a riflettere. Ci sentiamo così sicuri di avere fatto chissà che cosa, possibilmente ai nostri occhi quello che facciamo è grande, ma davanti a Dio è una piccola cosa. Ecco perché ogni giorno tu ti devi dare da fare, ogni giorno. Perché il servizio al Signore va fatto ogni giorno. Io sono ogni giorno figlia di Dio, o no? Tu sei ogni giorno figlio di Dio, o no? Allora, se ti senti ogni giorno figlio di Dio, ogni giorno ti devi mettere al lavoro con il Signore. Ogni giorno devi andare al Signore e gli devi dire: Signore, dammi il tuo piano di lavoro. Ogni giorno ti devi mettere in discussione, devi riflettere. E ogni giorno non ti puoi permettere di mettere avanti i tuoi problemi. I tuoi problemi saranno risolti, il Signore te li risolverà. Ma non perdere troppo tempo con il tuo problema. Non mettere troppo tempo con il tuo problema. Fermati invece, dai il tempo al Signore. Vedi quello che il Signore vuole che tu faccia in quel giorno e poi avrai tutto il giorno per decidere cosa fare per la tua famiglia.
E mentre lavori, pensi al Signore. Non chiudere, non ti chiudere. Perché se ti chiudi, lo Spirito Santo non ti potrà illuminare, non ti potrà guidare, non ti potrà aiutare. Il cuore deve essere sempre aperto a Gesù. Abbiamo a disposizione la preghiera in lingue. Parliamo in lingue e lo Spirito Santo verrà incontro alle nostre richieste. Anche se noi non capiamo neanche quello che gli chiediamo con la preghiera in lingue, ma lo Spirito Santo verrà incontro. Perché molte volte noi non sappiamo né cosa fare né cosa dire. Quindi stiamo in atteggiamento umile davanti al Signore. Non dobbiamo essere in atteggiamento umile solo quando veniamo in chiesa, ma sempre. In casa, per strada, al lavoro. Umile davanti al Signore, non tappetini davanti al prossimo. Il prossimo va amato, ma come se stessi. Il prossimo non deve diventare schiavo dell'altro prossimo. Siamo attenti, che c'è una differenza. Perché Gesù ci ha liberato dalla schiavitù. Amen? Noi siamo liberi. Siamo liberi in Cristo Gesù. Amen? Quindi noi dobbiamo fare ciò che il Signore ritiene giusto che noi facciamo. Dobbiamo imitare il pubblicano. Ma a differenza del pubblicano, noi abbiamo conosciuto Gesù. Amen. E noi sappiamo che Gesù è un grande Dio d'amore, un grande Dio di provvidenza, di misericordia, di perdono, di amore. È una fonte inesauribile. Quindi noi non dobbiamo farci sopprimere o non dobbiamo farci opprimere o non dobbiamo farci schiacciare dal peso dei nostri peccati. Noi, anche se abbiamo sbagliato e sbagliamo e continueremo a sbagliare, noi dobbiamo andare con costanza davanti al Signore e chiedere perdono al Signore, ma con cuore vero, perché quando il Signore vede il nostro cuore allargato, il nostro cuore sincero, il Signore è pronto a perdonare e a dimenticare, perché Dio non è un uomo. L'uomo purtroppo ricorda i tuoi peccati, i miei peccati, e sta lì sempre a rimuginare, sempre a combatterti, a distruggerti, a danneggiarti, e così facendo veramente si mette al servizio del diavolo senza che se ne rende conto. Dio dimentica, cancella le colpe passate. Tu sei una creatura nuova, ogni giorno sei una creatura nuova. Quindi quando noi puntiamo il dito, o quando noi veniamo puntati dagli altri, noi siamo sotto un gioco diabolico, non è il gioco di Dio, perché il gioco di Gesù è leggero, ma il carico diabolico è pesante. Quindi se tu non vuoi essere additato, non additare. Se tu vuoi essere amato, ama. Se tu vuoi essere perdonato, perdona. Se tu vuoi che gli altri abbiano misericordia per te, abbia tu misericordia per gli altri. Questo è un modo per abbassarci davanti a Dio, un modo per dire: Signore, fai tu. Finora ho fatto io con la mia superbia, con la mia logica, con i miei pensieri, ma ora no, Signore. Io mi voglio umiliare davanti a te, perché riconosco che finora non ho camminato da vero figlio di Dio, ma da uomo e a volte anche da strumento del maligno. Signore, io mi voglio umiliare, io voglio riconoscere le mie colpe, io voglio riconoscere la mia fragilità, la mia pochezza, ma voglio credere, ma voglio confidare, perché tu sei un Dio d'amore, voglio credere che tu mi porterai avanti.
Voglio credere che tu ogni giorno spezzerai le mie catene. Ogni giorno tu spezzerai il mio giogo invernale. Perché io sono con te e io voglio essere libero con te. Io sono libero, ma voglio comportarmi da vero figlio, figlio umile, ubbidiente a te, in conformità con la tua legge, in conformità con i tuoi precetti, in conformità con tutto quello che tu ogni giorno mi comandi. Questo è il vero figlio di Dio. Non è quello che è polemica, non è quello che fa polemiche, non è quello che fa guerre, non è quello che si ribella, non è quello che è disubbidiente, non è quello che disonora la presenza del Signore, ma è quello che si mette in una giusta conformità con Gesù, con la legge di Gesù, con quello che Gesù vuole, con quello che tu devi fare e che Gesù vuole. Questa è la vera attitudine. Non dobbiamo avere l'attitudine del politico, del leader, dell'uomo che crede di essere chissà che cosa e poi non capisce che alla fine si muore allo stesso modo. La livella, ve la ricordate? La livella di Totò. Alla fine siamo tutti là. Nasciamo nello stesso modo e moriamo nello stesso modo. E non ti puoi portare niente in cielo. Siamo tutti uguali. Quindi tutta questa presunzione di volere, di volere, di volere, di volere è soffocante, è deleteria, è un comportamento a volte omicida. Perché io pur di raggiungere uccido con la bocca, con le azioni, con le mani, con la spada, con la lingua, io uccido. Pur di farmi largo. Ma Gesù è il mio fratello, è il mio Signore, è il mio pastore, è il mio padre, il mio amico. Io non posso avere un comportamento diverso da quello che ebbe Gesù sulla terra. Ricordiamoci che il primo grande esempio di vita l'abbiamo avuto in Gesù. E io, e tu, io, noi abbiamo il dovere di scoprire giorno dopo giorno la vita di Gesù e come Gesù si è comportato in determinati momenti. Quello io devo sperimentare ogni giorno. A me quello deve importare. Il resto non deve importare, perché il resto può essere spazzatura, il resto può venire dal diavolo, il resto può venire dalla mia umanità. Io devo trovare il mio allineamento vero con Gesù, con le sue leggi. Amen. Ci siamo? Avete capito? Siamo convinti di questo o no? Cioè noi non possiamo permettere che Dio ancora una volta ci esorta con questa parola. Questa parola è latte. Noi abbiamo bisogno adesso di cibo spirituale, di cibo forte, cibo maturo. Non possiamo ancora soffermarci sui primi principi elementari. Noi dobbiamo andare avanti. Che il Signore ci porta avanti, perché c'è di più con Gesù. Quindi oggi riconosciamo, oggi chiediamogli al Signore veramente che tutte le nostre colpe, ogni giorno, perché ogni giorno o con i pensieri o con le azioni, con le follie, purtroppo ogni giorno commettiamo scelleratezze e follie che noi dobbiamo sopprimere perché nel nome di Gesù non possiamo portare avanti, no, le nostre scelleratezze. Noi dobbiamo avere la luce per vedere quello che non va dentro di noi e sopprimere nel nome di Gesù subito. Non possiamo permettere che le nostre scelleratezze vadano avanti. Non possiamo essere falsi testimoni. Noi siamo testimoni di Gesù o no? Quindi se io sono testimone di Gesù, io devo comportarmi come Gesù mi dice di comportarmi. Io non posso essere un'altra persona fuori né dentro. E io devo esserlo anche a casa. Quindi impariamo da Gesù.
Lui è mite e umile di cuore. E noi dobbiamo avere questa mitezza nel nostro cuore, questa docilità, questa dolcezza. Non possiamo permetterci di essere il contrario di quello che Gesù ci annuncia, di come noi diciamo di essere. Quindi vedete che confusione andiamo a creare. E gli altri, secondo voi, come si possono innamorare di Gesù? Quelli che ci stanno attorno, che ci osservano, come si possono innamorare di Gesù? La gente deve vedere che Gesù è in te, Gesù è in me, perché solo così imparerà a conoscere, imparerà a toccare il lembo del mantello, imparerà a vedere Gesù, imparerà a scoprire Gesù, imparerà ad amare Gesù, imparerà a credere in Gesù, imparerà ad osservare la legge di Gesù. Amen, solo così. Ma se tu qui dentro sei un santo e fuori sei un pazzo, e io che predico, io qui dentro sono una santa e fuori sono una pazza, ma che testimonianza andrò a fare? Io sono un testimone scomodo per Gesù, no? È un testimone scomodo per chi veramente vuole conoscere il Signore, perché posso essere anche la pietra d'inciampo che fa cadere il popolo che ipotetico potrebbe essere il popolo di Dio. Amen. Quindi stiamo attenti al nostro comportamento, vegliamo su di noi e impariamo di Gesù. Amen. Ci alziamo in piedi. Signore Gesù, Padre della vita, nel nome di Gesù, io ti ringrazio per questa esortazione che tu ci hai fatto, Signore. Grazie, Signore, per l'amore che tu metti per nutrirci, per l'amore che metti per guidarci, per portarci avanti, per l'amore che metti per illuminarci. Grazie, Padre, grazie Gesù. Nel nome di Gesù veramente noi vogliamo chiederti di essere umili. Donaci veramente rilascio, l'unzione di umiltà, affinché nessuno si può beare di se stesso, affinché nessuno può sentirsi arrivato, affinché nessuno possa disprezzare il prossimo, affinché nessuno possa disprezzare gli altri che possibilmente sono più umili di noi. Nel nome tuo santo, Gesù, noi ti chiediamo, Signore, in questo momento una resa totale a te. Noi vogliamo, Signore, portare davanti al tuo altare, davanti al tuo trono. Noi vogliamo portare, Signore, tutte le nostre ribellioni, tutte le nostre vanità, tutte le nostre superbie, tutti i nostri orgogli, tutto ciò che ci impedisce di avere una vera intimità con te, Gesù. Noi vogliamo essere portati avanti, noi vogliamo essere portati avanti nel nome di Gesù, Padre. Perché riconosciamo che senza di te non possiamo fare nulla. In noi nulla è forte, potente o duraturo, ma in te tutto è forte, potente e duraturo. E io voglio costruire in te, noi vogliamo costruire in te. Aiutaci, Padre, nel nome di Gesù, a costruire in te. Ogni giorno, Signore, permettici di ogni giorno stare alla tua presenza, in atteggiamento umile, come quel pubblicano, e non sentirci nessuno, ma sentirci qualcuno in te, Gesù, in te che tutto puoi. Rilascia la tua unzione su di noi, un'unzione vera, Signore, che ci permetterà
di riflettere sul nostro comportamento, di vegliare sul nostro comportamento e di essere come tu ci vuoi e di fare quello che tu ci dici di fare, con un cuore allargato, con un cuore pieno d'amore per te e per le tue cose, Padre. Perché alla fine tutto quello che conta è l'amore. Tu hai detto che tutto passerà, ma l'amore rimarrà in eterno. E noi vogliamo amarti fino alla fine, Padre, e per amore, e solo per amore, vogliamo obbedire alla tua volontà, alle tue leggi, ai tuoi comandi, e vogliamo essere, Signore, sottomessi a te e lasciarci guidare da te e lasciare che tu cresca potentemente e che ti rendi visibile in ognuno di noi. Tu, Signore, vuoi una chiesa vera su questa terra, una chiesa che si sforza di fare la tua volontà, e noi vogliamo fare la differenza per dare gloria al tuo santo nome, Signore. Non vogliamo essere una chiesa qualunque, con un nome famoso, con un pastore famoso, con un'etichetta famosa. Noi vogliamo essere tuoi, Gesù. Vogliamo essere tuoi figli, Gesù. Vogliamo veramente seguirti. Vogliamo fare la tua volontà. Vogliamo fare quanto tu ci dici di fare, alla tua maniera, e vogliamo rispecchiarci in te. Vogliamo rispecchiarci nella tua parola. Vogliamo adoperarci. Vogliamo, Signore, conoscerti meglio per fare di più, per farlo meglio ogni giorno. Rilascia, Signore, ancora una volta ti chiedo, rilascia su di noi, Signore, su ognuno di noi, l'unzione del servizio, Signore. Noi vogliamo essere i tuoi veri servitori, che ti servono come tu vuoi essere servito, come tu, Gesù, quando eri sulla terra sei venuto per fare la volontà del Padre tuo. E noi, Signore, sul tuo esempio, Gesù, noi vogliamo fare la volontà del Padre nostro, tuo e nostro. Noi vogliamo fare, Signore, vogliamo mettere in pratica, Signore, tutto ciò che occorre per essere veri testimoni, per essere veri figli, perché noi vogliamo radunare un immenso popolo a te, Signore, perché vogliamo strappare dalle mani di Satana quante più persone possibili, Signore. Il nostro scopo è questo, non è quello di sentirci chissà che cosa, perché noi sappiamo che siamo grandi in te e nulla senza di te. Ma vogliamo immergerci in te, perché vogliamo che tu regni, che tu veramente, Signore, agisci al posto nostro. Non permettere che noi, Signore, portiamo avanti ancora le nostre idee, ma permettici invece di morire in te, Gesù, di vivere in te, Gesù, di arrenderci a te, di immergerci completamente in te e lasciarti fare. Oh Signore, umanamente parlando è difficile, ma seguendo lo Spirito Santo, lasciandoci veramente usare, lasciandoci trasformare giorno dopo giorno dall'unzione, noi ce la faremo. Noi ce la faremo e vinceremo tutte le difficoltà che il nemico mette nella nostra vita, Signore. Perché tu sei il grande, tu sei il santo, tu sei il potente, e io voglio ringraziarti, onorarti, Signore. Vieni, Spirito Santo, scendi in questo momento. Spirito Santo, scendi. Spirito Santo, muoviti. Spirito Santo, agisci nel nome di Gesù. Cambiaci, cambiaci, rinnovaci, Signore. Cambia e rinnova tutti coloro che sono attorno a noi, Signore, tutte quelle persone che tu ci hai affidato. Cambia anche i nostri familiari, Signore, nel tuo nome santo, nel tuo nome, Gesù. Cambia anche, Signore, i nostri colleghi di lavoro. Cambia, Signore.
serviti di noi, ma cambia, ma agisci nel nome tuo, Gesù, nel nome tuo potente, Signore, perché tu non cerchi persone famose, tu non cerchi etichette famose, ma tu cerchi il cuore dell'uomo. E noi vogliamo, Signore, che tu trovi il cuore dell'uomo aperto, allargato per te, Signore. Io ti ringrazio, oh Spirito Santo, oh Spirito Santo, Shara Marachia Desnai, oh Marahera Shirikia Desnai, Ishala Karadasna Marachia Shani, oh Marachera Shirikia Desnai, Ondala Dasnakia Shirivini Desnai, Ishala Karadassimini Desnai, Orra da simili chiescini, orra da simili chiescini, namarayini sia, oh dalla mera chiesciaia,